The Voice of Indira ha commosso profondamente la sala grande della Mostra del Cinema di Venezia, ricevendo una standing ovation di quasi 24 minuti, la più lunga dell'edizione numero 82. Diretto dalla tunisina Kauter Ben Hania, il film racconta la tragica storia della piccola Hind, uccisa a Gaza nel 2024, utilizzando le registrazioni reali delle sue ultime chiamate al soccorso. L'opera ha toccato il cuore del pubblico, suscitando lacrime e applausi prolungati. C'è poi il film italiano Duse, biografico diretto da Pietro Marcello e in concorso, che è stato girato in Veneto con riprese a Venezia, tra cui il Teatro La Fenice e il Palazzo Fortuny. Il film esplora gli ultimi anni della celebre attrice Eleonora Duse, interpretata magistralmente da Valeria Bruni Tedeschi, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e carriera. Perché avevo bisogno di uno spirito creatore e ho pensato a Valeria. Non c'è stato casting, non c'è stato nulla, ho pensato subito a Valeria Bruni Tedeschi fin dal primo momento. Eh sì, perché tra l'altro Valeria è anche una grande regista. Io ho cercato di conoscerla, di incontrarla e di farmi conoscere da lei e di lavorare con lei, perciò ho fatto una specie di strano lavoro di amicizia con questa donna che è vissuta il secolo scorso e che mi è molto familiare.